numerosa e interessata e vi diamo il benvenuto al concerto di Natale, il caratteristico concerto di Natale del corpo musicale Romualdo Marengo, che quest'anno con Movie Night vi racconta un percorso nella grande musica del cinema. Incominciamo con Amarcord, che è senza dubbio
questo è l'ultimo concerto, l'ultimo servizio, noi lo chiamiamo così, del 2014. Non sto a raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto quest'anno perché abbiamo fatto tante cose, me ne dimentico di qualcuno e non va mai bene. Sicuramente oggi è la serata per ringraziare tutte le persone che ci hanno voluto bene in questo anno. Il primo cittadino, per chi non vuol dire grazie, grazie a tutti voi per essere sempre così carini, gentili, anche con le offerte, grazie, perché quelle non fanno mai male. E poi vorrei ringraziare, come l'anno scorso, Silvia Cereta, che è lì tra il pubblico, e Andrea Bezzetti, che sono gli ideatori della nostra locandina. Io l'ho trovata particolarmente bella, quindi ci tengo a ringraziarla. Un ringraziamento va sicuramente anche alle persone, ai giornalisti che hanno fatto sì che il nostro concerto venisse pubblicizzato. Ora li leggo. Gino Fortunato della Stampa, Elio Del Frani del Novese, Barbara Gramolotti del distretto del Novese. Grazie perché come sempre ci aiutate, ma quest'anno in modo particolare. Grazie a voi. A titolo personale vorrei ringraziare Marina, Sergio e Monica di Novi Fotocopie che non sembra ma per noi fanno tantissimo, quindi grazie perché so che sono tra il pubblico. Vorrei ringraziare Lia e Nico che sono le persone che mi hanno accolto all'ingresso distribuendo i nostri programmi di sala e per noi sono stati preziosi anche per questa serata. Grazie a tutti e vorrei passare la parola al nostro signore. Buonasera a tutti. Io vorrei ringraziare innanzitutto il corpo musicale Romualdo Marengo, voglio ringraziare la sua presidente Anna Sini, il maestro direttore Andrea Ottone e voglio ringraziare tutti i componenti del corpo musicale per la loro professionalità, e la professionalità non è dovuta soltanto al fatto che sono bravi, e loro sono davvero bravi e questa sera ce lo hanno nuovamente dimostrato perché ci stanno regalando un concerto magnifico, ci regalano tante emozioni che ci fanno sognare, ci fanno ricordare e questo è davvero quello che proviamo quando ascoltiamo il nostro corpo musicale. Ma la professionalità di questo corpo musicale è dovuta anche al fatto che fanno tutto ciò con grande serietà, con grande passione e con grande amore. E lo vediamo ogni volta che il corpo musicale si esibisce nella nostra città e non solo. E devo dire che ce lo invidiano il nostro corpo musicale. Questo è molto importante. E quindi li ringrazio nuovamente per tutto quello che state facendo, per quello che continuerete a fare per la nostra città. La seconda cosa che volevo dire è augurarvi buone feste. Un giornalista mi ha chiesto pochi giorni fa che cosa avrei voluto trovare sotto l'albero quest'anno. Io gli ho risposto che avrei voluto trovare tante cose, ma in particolar modo due. Un po' di lavoro in più per la nostra città, perché anche la nostra città sta soffrendo questa crisi. Vorrei che l'Ilva, che è la principale azienda della nostra città, potesse avere un futuro certo e stiamo vivendo delle giornate particolari. Mi auguro che lo Stato e soprattutto i privati possano dare un futuro certo a questa nostra azienda e sappiamo quanto è importante l'Ilva per la nostra città, ma così le altre aziende, quelle più grandi e anche quelle più piccole che danno lavoro, creano economia per il nostro territorio e per la nostra città. E poi avrei voluto e speriamo di trovare, se non proprio dopodomani, ma appena dopo, qualche risorsa in più per sostenere quello che sono stati i danni dell'alluvione. E sono stati tanti, purtroppo, i danni dell'alluvione. I danni che hanno subito le strutture pubbliche della nostra città e che hanno subito le famiglie. Sono
tra gli uni e gli altri 10 milioni di danni per la nostra città, e se poi vogliamo, come vogliamo, mettere in sicurezza la nostra città, perché abbiamo visto i punti deboli della nostra città, dobbiamo spendere altre risorse. Ma c'è una cosa che nessuno ci può regalare, perché fortunatamente ce l'abbiamo già, è la capacità e la voglia di reagire dei novesi. E io ho visto quei giorni di difficoltà della nostra città, ho visto le famiglie che erano state colpite dall'alluvione tirarsi sulle maniche, e ho visto tanta gente venire ad aiutare le famiglie che erano in difficoltà. Ecco, questa voglia di reagire, questa capacità di solidarizzare con gli altri è una cosa che non ce la regala nessuno, perché ce l'abbiamo. È una grande ricchezza della nostra città. Ecco perché sono fiducioso per il 2015, perché sarà sicuramente un anno migliore di quello che stiamo lasciando. Sarà un anno migliore perché ognuno di noi ci può mettere qualcosa. Se noi che rappresentiamo l'amministrazione pubblica insieme ai cittadini della nostra città lavoreremo per raggiungere obiettivi importanti per il nostro futuro, ce la potremo fare. E io sono sicuro, sono certo che questa capacità la nostra città l'avrà, perché lo ha già dimostrato. Ecco perché sono fiducioso e speranzoso per il 2015, e quindi vi auguro buone feste a tutti voi, cari amici, cari cittadini, cari novesi. Buone feste e buon 2015. Grazie di tutto quello che fate. Per ultima, ma non ultima, sicuramente da parte nostra un grazie ad Andrea Oddoni, che come sempre dimostra
un ottimo pubblico. Vi regaliamo ancora un momento di gioia con questo brano che assume per noi un doppio valore. È una composizione di Andrea Ottone e oltre 15 anni fa, forse 20, chiudeva i nostri concerti. Ci piace riproporlo stasera